Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Birbadal che va subito a condurre nei confronti di Balillas Light, che però rimane all'esterno. C'è la rottura però di Beverly Jet e così Balillas Light può codarsi in seconda posizione. Gruppo molto Numero sgranato dopo 7 i primi BFC Francis 200 metri di gara, con Birbadal che ha squalificato. preso vantaggio. Numero 1 Beverly Jet squalificato. E così dopo Numero 9 250 metri di gara in Beatles vantaggio Fritz, Birbadal nei squalificato. confronti di Balillas Light che si riavvicina. In terza posizione c'è Brenda Mail, poi in quarta Bamako dei Greppi, mentre ha sbagliato gravemente Beatles Spritz che rimane pressoché fuori corsa e a circa 150 metri dalla testa. Ritmo comunque blando quello imposto da Birbadal, che completa i 600 in 48,2. C'è ora la mossa di Brenda Mail che progredisce su Birbadal dopo 700 metri di gara e al paletto degli 800 arriva a ridosso. 1-4-1 per i primi 800 di gara. Brenda Mail va all'attacco di Birbadal, le due alle prese seguite da Balillas Light. Si parlano Miraglia e Pacileo. 1-19-4 intanto il passaggio al chilometro. Birbadal rimane al comando, sbaglia però Brenda Mail nel tentativo di attaccare, sbaglia, e così in vantaggio. A questo punto è Balillas Light che si porta all'attacco e serra sotto Bamako dei Greppi. Tanto un parziale in 15 con Birbadal che ha respinto Balillas Light che si è riaccodato in seconda posizione. Tanto 600 scarsi alla conclusione con Birbadal che continua a comandare la gara nei confronti di Balillas Light. Terza posizione per Bamako dei Greppi, poi tenta di avanzare anche Baia del Sol VGL a 400 dalla conclusione. Baia del Sol copre interamente Balillas Light e tenta l'aggancio con Birbadal, ha spostato anche Bamako dei Greppi. Completamento della piegata, sembra abbastanza approvata Birbadal, è comunque ancora in vantaggio all'ingresso addirittura. E l'attacco a centropista di Bamako dei Greppi che nel finale prende il sopravvento e vince nettamente. Il secondo posto è per Baia del Sol VGL davanti a Birbadal. 1:18,7 sul doppio chilometro con partenza da fermo, 31,5 a chiudere, tutti un po' stanchi, ma Bamako dei Greppi ha messo in campo le energie migliori e sul palo emerge nettamente Marco Stefani in sediolo. La quota di 12,87 al totalizzatore per Bamako. Il training di Roberto Biagini per Bamako dei Greppi che vince sprintando a centropista in retta d'arrivo ed è la terza vittoria su 23 corse in carriera per Bamako dei Greppi.